Siamo a Bonavicina, in provincia di Verona, nella casa museo del pittore Charlie. Qui si respira arte a 360 gradi. A visitarla arrivano persone da tutto il mondo. Cosa rappresenta questo luogo che sa di magia? Questo luogo rappresenta una sorta di nido, dove i pensieri vengono raccolti e dove le idee mettono le prime piume per successivamente spiccare il volo. È il pittore Charlie. Vuole restare un personaggio di provincia, nonostante le sue opere siano richieste da mezzo mondo. Solo pochi giorni fa si è conclusa la sua mostra personale organizzata dal governo slovacco nel castello di Topolčanky, residenza estiva del Presidente della Repubblica. È stato accolto come un capo di Stato, lo hanno festeggiato un migliaio di persone, in gran parte giornalisti. Verona è Charlie e lui in fondo è un po' un prodotto di questo incrocio, perché è uno che ha seguito su se stesso il percorso di apprendimento che uno fa quando si mette a dipingere, cioè ha fatto una sua ricerca, una roba molto di stomaco, una roba molto di fantasia, che alla fine ha il vantaggio della freschezza e dell'autenticità. L'inaugurazione del 7 febbraio 2015, presieduta dalle massime autorità locali e presentata da Philippe Daverio, registra un incredibile successo di pubblico e di critica. Accorrono oltre 1 migliaio di persone, tanto da rendere insufficienti gli 800 posti dell'auditorio. È in occasione dell'inaugurazione della mostra antologica Versi d'amore a Mosca presso la Galleria dell'Accademia delle Arti che Charlie viene insignito dell'onorificenza di accademico onorario, diventando grazie a Zurab Tsereteli l'unico artista italiano vivente a pregiarsi di questo titolo. Ecco quello che vorrei aver portato a Mosca, alla Russia, la mia idea di libertà, di pace e un'aspirazione potente.